Simpson decolla e affonda la schiacciata a una mano. Cortese, il rifornimento per Simpson, da 3 punti, va Travis Simpson. 3 secondi alla fine, poi si alza da 3 punti, non va, salta Nikolic, a segno, il canestro è valido. E Spangolo batte la prima linea, alza la parabola a segno, la giocata di prestigio da parte di Marco Spangolo. Step back da 3 punti, va, non sono 3, vale 2 perché aveva l'agio della scarpa Maurino sull'arco del 6,75. Il Pellegrino si gira e si volta, segna così il gancio sinistro, subisce il fallo e andrà in lunetta per il tiro libero aggiuntivo. La rimessa di Spangolo per Cortese subito da 3 punti, va Riccardo Cortese. Nikolic decolla con la mano sinistra, ne mette altri 2, Stefan Nikolic. Powell contro Molinaro, linea di fondo presa e sono altri 2 e c'è anche il fallo e Marciona Powell andrà a lunetta col tiro libero aggiuntivo. Spangolo shakerata, la pareggio da 3 punti, va Marco Spongi Spanghero. Va in penetrazione, Cortese alza la parabola con l'aiuto del tabellone, forse segna i 2 punti che valgono la partita. Quindi la Piuges batte per 88-70 la Bondi Ferrara